Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Caos autostrada, automobilisti imbufaliti sulla A18, la Messina-Catania, code chilometriche sotto il sole, un percorso a ostacoli. A complicare le cose la chiusura dell'uscita per Acireale, mentre si annuncia la completa riapertura del tratto colpito dalla frana a Letojanni. Stromboli, si ferma la colata ma c'è il rischio di tsunami economico, come lamentano gli imprenditori turistici. Sull'Etna intanto si è ridotta l'attività con la colata lavica del cratere Voraggi che non è più attiva. È Catania che continua a fare i conti con la cenere sulle strade. Calci, pugni, bottiglie rotte per non pagare il conto. Palermo violenta nel centro della movida, 2 persone arrestate ma cresce l'allarme sicurezza. Villabate saluta la piccola Aurora. Palloncini e magliette bianche con la foto della bambina nel giorno dei funerali. A bordo di una Pantera Green della Polizia di Stato, presentato oggi a Siracusa 2 nuove auto elettriche che ampliano l'offerta, la flotta del commissariato di Ortigia. Taormina Film Festival con Verdone e De Sica stasera sul palco del Teatro Antico per la serata speciale dei Nastri d'Argento. Il direttore Marco Müller: ci concentriamo sui film che possano dare un senso al tempo presente. Calcio, dopo l'ufficializzazione di Di Tacchio, il Catania mette nel mirino il difensore Matteo Di Gennario dalla Carrarese. Contec passa alla Casertana. E sulla Messina-Catania A18 ancora tanti disagi, code chilometriche sotto il sole, un percorso a ostacoli che deve fare i conti anche con la chiusura dell'uscita per Acireale. Automobilisti naturalmente imbufaliti mentre si annuncia la completa riapertura del tratto colpito dalla frana a Letojanni. Sentiamo Roberta Lunghi. Della vergogna e del paradosso. I riferimenti sono tutti per la situazione sulla A18 tra Catania e Messina, in un percorso che definire a ostacoli è riduttivo e che scatena sistematicamente sentimenti opposti tra gli automobilisti, tra chi impreca per le file interminabili vissute con l'aggravante del grande caldo e chi vive rassegnato le ore di coda. Oggi si è consumato il paradosso, perché se da una parte, oltre ai frequenti restringimenti, si è aggiunto anche il disagio della chiusura dello svincolo di Acireale dalle 6 fino alle 14, limitatamente alla rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania per lavori di ripavimentazione, dall'altra si plaude a un risultato raggiunto dopo 9 anni, e cioè la riapertura del tratto all'altezza di Letojanni che era stato colpito da una frana. Di fatto però si viaggerà fino al 20 luglio con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso, a seconda delle esigenze, nel tratto compreso tra i chilometri 32 e 34 in entrambe le direzioni di marcia, sia di giorno che di notte. Tornando alla vergogna, nessun sospiro di sollievo per gli automobilisti che oggi hanno superato a passo d'uomo la chiusura dello svincolo di Acireale. Ad attenderli infatti un altro disagio, divenuto quasi un'abitudine, la congestione fino a Giarre per altri lavori non ancora completati della lenta sostituzione dei guardrail. Il tutto in un'autostrada con pagamento del pedaggio sempre attivo. Stromboli, si ferma la colata lavica ma è allarme turismo, attività a rischio chiusura e con riduzione di forza lavoro. Stromboli ed Etna non sono direttamente collegati, a chiarirlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, rispondendo a chi si chiede se le eruzioni dei 2 vulcani siciliani negli stessi giorni siano frutto di qualcosa di più che una coincidenza. La situazione a Stromboli adesso si è tranquillizzata dopo l'esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri. La paura è stata tanta, anche se è durata lo spazio di 3 ore circa. I bagnanti sono stati fatti allontanare dalla spiaggia, così come i residenti nelle aree limitrofe al mare, indirizzati verso il centro di raccolta antistante la chiesa di San Vincenzo, ubicata in quota sicurezza tsunami. Qui in via precauzionale sono state distribuite mascherine per proteggersi dalle esalazioni di gas e bottiglie d'acqua. Si è registrata qualche scena di panico con protagonista qualche vacanziere, subito comunque tranquillizzato dagli strombolani. In chiesa invece i volontari hanno intrattenuto i più piccoli. Contestualmente nelle isole di Panarea, Lipari, Saline e Vulcano è scattata l'allerta spiagge, ma non ci sono state evacuazioni, solo la presenza
presenza sui luoghi delle forze dell'ordine con il coinvolgimento dei titolari dei lidi e di altre strutture balneari. Allertati anche i tanti mezzi nautici pubblici e privati in navigazione in questo periodo del mare eoliano sono stati ripristinati, intanto i divieti previsti nelle ordinanze che erano state allentate e bloccato l'accesso ai sentieri che portano a quota 100 a Stromboli e quota 90 a Ginostra restano momentaneamente ferme le mini crociere e la Capitaneria di Porto non ha modificato l'ordinanza relativa alla distanza obbligatoria di 300 metri dalla costa e 2 miglia dalla Sciara del Fuoco. Intanto sull'isola c'è grande fermento tra le attività turistico-ricettive che parlano apertamente di uno tsunami economico ed invitano il sindaco Riccardo Gulla a continuare nel percorso verso la normalizzazione intrapreso nei giorni scorsi con il via libera alle scalate e all'arrivo contingentato delle imbarcazioni da mini crociere da Sicilia e Calabria. Nell'isola infatti fioccano le disdette da parte dei turisti e già una struttura ricettiva ha chiuso i battenti per assenza di clienti con conseguente licenziamento del personale. E riguardo all'Etna, l'INGV comunica che si è ridotta significativamente l'attività stromboliana, mentre la colata lavica prodotta dal cratere voragine non è più attiva. L'ampiezza media del tremore vulcanico mostra oscillazioni tra il livello medio e quello alto, con un andamento in decrescita. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del cratere di sud-est ad una elevazione compresa tra i 2300 e i 2900 metri sul livello del mare. E dall'Etna ci spostiamo a Catania, dove c'è ancora l'emergenza cenere e un lento ritorno alla normalità con la macchina organizzativa non ancora però rodata. Il consorzio GEMA lavoriamo in situazione di grave emergenza. A Picanello probabile apertura domenicale dell'isola ecologica. Sentiamo Tonino De Mana. La priorità sono le strade verso ospedali, stazioni, grandi assi viari di collegamento, centro storico e zone commerciali. L'attualità è quella che bisogna recuperare il terreno perduto perché la cenere lavica è depositata su Catania da ben 8 giorni, con cittadini ed amministratori locali sull'orlo di una crisi di nervi. Snervante attesa per rimuovere tonnellate di sabbia vulcanica che sta mettendo a repentaglio la salute dei catanesi, alle prese con strade pericolose. Negli ospedali sono tanti gli accessi per cadute causate da cenere, per non parlare del pulviscolo che viene respirato. Anche per questo le ditte che si occupano della pulizia sono costrette a rispettare orari e protocolli, come conferma Fabrizio Patania del consorzio GEMA. La gente è esasperata per via delle temperature e per via del sollevamento delle polveri. È chiaro che è una situazione di emergenza estremamente grave che da decenni non si verificava soprattutto nella parte centrale della città. Ci sono molteplici criticità legate soprattutto all'orario di intervento. È possibile solo intervenire la notte in una fascia oraria tra mezzanotte e le 6. Macchina organizzativa che deve essere ancora rodata. Ieri abbiamo documentato le difficoltà al centro di raccolta comunale di Picanello, con gli addetti al servizio costretti a rispedire al mittente i cittadini che portavano sacchi di cenere lavica. Dopo il nostro servizio qualcosa si muove. Adesso abbiamo liberato le casse scarrabili, abbiamo disponibilità e programmato un servizio che prevede anche probabilmente l'apertura domenicale. Sullo sfondo l'immancabile inciviltà, con decine di sacchetti che continuano ad essere riversati davanti ai cancelli nelle ore di chiusura dell'isola ecologica. E sul tema della rimozione e smaltimento della cenere vulcanica torneremo nel nostro spazio di approfondimento dopo il TG alle 14:30. Focus, ospite di Lorena Dolci, ci sarà Fabrizio Patania, direttore della GEMA, l'azienda dei rifiuti di Catania. In collegamento Graziano Bonaccorsi, consigliere Movimento 5 Stelle, e il sindaco di Zafferana, Salvo Russo. Appuntamento alle 14:30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Linea WhatsApp per le vostre domande al 342 74 55 005. E cambiamo completamente argomento, tutto per non pagare il conto. È iniziata così la maxi rissa di ieri pomeriggio in via Macheda a Palermo. Calci, pugni, bottiglie rotte e 2 feriti. Scattano 2 arresti e 2 denunce, mentre cresce l'allarme sicurezza nella zona della Movida. Maglio Viola.
Semplicemente non volevano pagare il conto al bar e visto che il presidio di polizia per la prima volta nelle ultime settimane non c'era in via Macheda ieri pomeriggio, hanno tentato di andarsene e quando sono stati affrontati dal proprietario è scattato il pestaggio. È stata ricostruita in mezza giornata la maxi rissa esplosa ieri pomeriggio in via Macheda a Palermo. Le manette sono scattate per 2 tunisini di 21 e 22 anni, mentre la denuncia a piede libero per 2 bengalesi di 37 e 36. La rissa ieri pomeriggio è finita con 2 feriti, uno lieve, mentre il titolare del bar ha avuto la peggio, è stato colpito con una bottiglia in testa ed è stato necessario soccorrerlo con un'ambulanza e portarlo al pronto soccorso per la medicazione. Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri. I 2 tunisini sono noti alle forze dell'ordine perché stazionano in via Fiume quasi tutto il giorno. Entrambi erano già stati coinvolti in un'altra rissa durante la quale un altro tunisino è stato pestato, quella volta da un gruppo di palermitani, nel corso di una spedizione punitiva finita con un 17enne in rianimazione. Risse che continuano a susseguirsi nella zona più a sud di via Macheda, più vicina alla stazione centrale. Una zona che per i palermitani è da considerare ormai terra di nessuno, di confronto continuo fra gruppi di palermitani ed extracomunitari di varie etnie. Un allarme sicurezza che si allarga dunque in città. Non solo le risse nei locali della Movida, ma adesso anche gli scontri fra bande di strada. Orecchini, brillantini, strass per unghie, elastici, piastre per capelli, videocamere di sorveglianza, tutto materiale in vendita ma senza riportare in forme visibili e leggibili le indicazioni minime in lingua italiana sull'etichetta e sulla sicurezza dei prodotti, le informazioni circa il luogo d'origine, il produttore, l'importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso. Mancava anche il marchio CE. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 300.000 prodotti irregolari in negozi sparsi tra Termini Imerese, Bagheria, Castelbuono e l'Ercara Fridi nel Palermitano. I titolari delle attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio. E rimaniamo nel Palermitano, palloncini e magliette bianche con la foto della bambina. Villabate ha salutato oggi la piccola Aurora, la bambina morta nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Natta. Rimangono indagati il padre e la madre per omicidio stradale. Solo dolore nella giornata di lutto cittadino a Villabate, piccolo centro alle porte di Palermo, che questa mattina ha tributato l'ultimo saluto alla piccola Aurora, la vittima innocente dell'incidente di via Nitta proprio a Villabate, avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi. Fuochi d'artificio, palloncini e magliette bianche con la foto della bambina stampata per accompagnare la bara bianca anch'essa dalla casa della famiglia fino alla parrocchia di Sant'Agata. Aurora ci guarda, ci custodisce con il suo sguardo particolare, ha detto Don Fabrizio Moscato durante la funzione religiosa. Uno sguardo che era con degli occhi azzurri come il cielo e che oggi è diventato il cielo, ha aggiunto il sacerdote. In chiesa anche le maestre d'asilo della bambina che ne hanno ricordato il sorriso, l'esuberanza, la curiosità. Aveva una vita davanti ed invece si è tragicamente interrotta su una strada. Non c'è spazio per le domande sull'accaduto, ma soltanto per il dolore oggi. Piangono papà Rosario e mamma Cetti, i fratelli, piangono i nonni, gli amici, i parenti. La bara è stata accompagnata da un lungo corteo a cui ha preso parte tanta gente del posto rimasta sconvolta dalla tragedia. Oggi è il giorno del dolore, ha ribadito la zia della piccola Aurora, consigliere comunale a Villabate. Per la morte della bambina sono comunque indagati sia il padre che la madre e gli investigatori devono ancora ricostruire i fatti che restano circondati da un alone di incertezza, così come si aspettano notizie dell'autopsia rispetto alla quale nulla è trapelato. E dopo la moria di arbusti al boschetto della Playa, moria che vi abbiamo documentato nei giorni scorsi, un altro esempio di spreco di denaro pubblico è il cimitero delle piante sul viale Nitta a Librino. Il consigliere Iannone, qui è un disastro ambientale. Una spianata desertica dove lo sguardo si disperde e poi inesorabilmente si posa su decine e decine di piante che dovevano servire per riqualificare le spine verdi di Librino, ma che ora certificano l'ennesimo spreco di denaro pubblico con un progetto coperto da fondi europei, bruciato in pochi mesi. Dopo lo scempio al boschetto della Playa, con decine di piante morte o in agonia, sul viale Nitta tra enormi palazzi non ci sono specie arboree in sofferenza, qui sono tutte morte.
Non si è salvata una sola pianta. In mano in questo momento ho le plastiche che sono state utilizzate per proteggere le piccole piantine, che in questo momento rischiano di degradarsi nel territorio, emanando appunto microplastiche che inquinerebbero solamente l'ambiente. L'impianto di irrigazione non è mai entrato in funzione. A marzo la piantumazione, a luglio l'essiccazione. Abbiamo praticamente dato in pasto al caldo arido della stagione estiva migliaia di piante che potevano realmente servire per rimboschire quest'area. È combattivo Salvatore Iannone, che punta il dito anche contro le associazioni ambientaliste cittadine. Mi chiedo dove sono le principali associazioni ambientaliste. Si spendono tanto per Catania, il centro di Catania, Villa Bellini, non è anche questa Catania. A Librino, l'ennesima occasione persa. E ci spostiamo a Siracusa, dove la Polizia di Stato diventa green. Presentate oggi 2 nuove auto elettriche che ampliano la flotta del commissariato di Ortigia. Siamo saliti a bordo per provarle con Francesco Aloi. Una Pantera della polizia in piazza Duomo, nulla di straordinario, se non che un'auto totalmente elettrica. Esserci sempre quindi, ma rispettando l'ambiente. E così da adesso a Ortigia ci sono 2 nuove auto ad emissioni zero. La polizia di Stato diventa sempre più green anche a Siracusa. Sì, questo è un aspetto importante, anche questo, far sì che operiamo senza, come dire, con impatto zero sull'ambiente, quindi è un altro aspetto sul quale noi ci siamo soffermati. Autonomia dichiarata di 361 km e velocità massima di 150 km orari. La flotta del commissariato di zona così diventa ancora più ricca. Sono veicoli silenziosi a impatto zero che aiuteranno soprattutto le pattuglie appiedate qualora ce ne fosse bisogno. Lampeggianti e sirene sono pronti ad essere attivati. Le prime Pantere ecologiche sono arrivate lo scorso dicembre nelle strade di Roma e Milano, ma ce ne sono alcune anche in Vaticano e da oggi possiamo vederle tra i vicoli di Ortigia. Sicurezza ad inquinamento zero. Sono controlli più capillari, sì, e mirati. Livrea bianco-azzurre e divise fanno sentire più sicuri residenti e turisti. Adesso c'è la pubblicità, torniamo per parlare di spettacolo. E rieccoci di rientro dalla pubblicità. Verdone e De Sica stasera sul palco del Teatro Antico di Taormina per la serata speciale dei Nastri d'Argento. Si aprirà così la 70ª edizione del Taormina Film Festival. A poche ore dal primo red carpet, Eva Spampinato ha sentito per noi Marco Müller, direttore del festival. Splende un caldissimo sole sul Teatro Antico di Taormina, pieno di turisti e pronto ad accogliere le stelle del cinema italiano questa sera per l'apertura del Taormina Film Festival, che compie 70 anni, uno dei festival più longevi e importanti a livello internazionale. Grandi protagonisti della serata di oggi sono i Nastri d'Argento, che tornano al Teatro Antico per omaggiare l'eccellenza del cinema italiano. Tra i premiati gli amatissimi Carlo Verdone e Christian De Sica, e poi ancora Pilar Fogliati, Luca Manfredi, Emanuela Fanelli, Giovanni Veronesi. Al festival poi arriveranno anche i divi di Hollywood, Nicolas Cage, Sharon Stone, ma l'apertura è tutta nel segno della Sicilia, come ci racconta il direttore artistico del festival, Marco Müller. Cerchiamo da una parte, ovviamente, per la programmazione del Teatro Antico, di abbinare al cinema americano dei film popolari italiani con i divi di richiamo, ma dall'altra ci concentriamo ovviamente sui film che possano in qualche modo darci un senso del tempo presente, e quindi non abbiamo avuto paura di mettere insieme, per esempio domani pomeriggio alle ore 17 il nuovo film del più grande cineasta israeliano Amos Gitai, e domenica sempre alla stessa ora un film coordinato dal più grande cineasta palestinese Rashid Masharavi. Sono 22 cortometraggi girati da giovani registi che sono rimasti imprigionati a Gaza e che ci raccontano com'è la vita sotto le bombe. E poi i grandi nomi di Hollywood. Come è giusto e logico che sia, le star, quando ci fanno il regalo di venire a Taormina,
riceveranno uno splendido Cariddi d'Oro alla carriera. 2 ore di concerto tra grandi classici e brani inediti. Il volo ieri ha entusiasmato e commosso i 5.000 presenti all'Arena della Villa Bellini a Catania per il Summer Fest, per il trio che festeggia i 15 anni di carriera. Cantare a Catania è stato come sentirsi a casa. Roberta Lunghi. Felici di essere in concerto per la prima volta in 15 anni a Catania. Una felicità non solo dichiarata, ma trasmessa con la forza delle canzoni e nello scambio di energia con il pubblico. Il volo a Catania per la rassegna Summer Fest 2024, nell'anno dei suoi 15 anni di carriera, si è raccontato con un viaggio nel tempo e nei generi, in 2 ore serrate di musica, davanti al pubblico attento, appassionato e decisamente trasversale che ha affollato la Villa Bellini. Il colpo d'occhio dell'Arena nel piazzale delle carrozze con 5.000 presenti è lo specchio di un successo annunciato. Piero Barone e Ignazio Boschetto, siciliani con Gianluca Ginoble, hanno entusiasmato il pubblico della Villa Bellini con una scaletta ricca di emozioni. Era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. In scaletta anche le canzoni inedite del nuovo progetto discografico Ad Astra e il singolo capolavoro presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Cantare in Sicilia è un ritorno a casa, ha raccontato il trio in vista della prima data siciliana. Canteremo per voi, con voi e per la nostra terra. E così hanno fatto, accompagnati dai cori dell'Arena. Così grande ha scatenato applausi e lacrime dal palco in un assoluto crescendo di emozioni e voce fino a un classico da standing ovation. Adesso c'è la pubblicità, torniamo con lo sport. Ed eccoci di rientro dopo la pubblicità, parliamo di calcio, parliamo di Catania. Dopo l'ufficializzazione di Tacchio, il direttore sportivo del Catania si muove per l'acquisto del difensore Matteo Di Gennaro dalla Carrarese. Francesco Triolo. L'ufficializzazione anche di Francesco Di Tacchio mette un altro tassello di qualità ed esperienza nel mosaico di Mimmo Toscano per il centrocampista proveniente dalla Ternana, contratto sino al 30 giugno 2026. Per la difesa Faggiano invece continua a lavorare ai fianchi Matteo Di Gennaro, lo scorso anno alla Carrarese con cui ha vinto i playoff e che il direttore sportivo corteggia da un po'. La sua firma potrebbe arrivare nelle prossime ore, così da essere già in campo ad Assisi. Il centrocampista Nicola Dal Monte e il difensore Mario Ierardi sono invece le due pedine che Faggiano conta di strappare al Vicenza e alla concorrenza, soprattutto di Juve Stabia ed Avellino. In attacco il sogno continua ad essere Simone Corazza. Mimmo Toscano lo conosce bene per averlo allenato, ma sull'attaccante, ex Regina e Cesena, ci sono anche Benevento e Potenza. Sul fronte è uscita invece questa mattina il Catania ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo alla Casertana del difensore Ivan Contek. A Messina tutto fermo, trattativa per la cessione del club che solo nella prossima settimana può entrare nel vivo, ma i tempi per organizzare la società e costruire la squadra diventano sempre più stretti. Il ritiro sarebbe già stato individuato, si dovrebbe svolgere inizialmente a Castelbuono. A Trapani è stata rinviata invece la firma sul contratto di Nermin Karic. Il centrocampista, per problemi personali, ha dovuto ritardare il rientro in Italia, che avverrà nelle prossime ore, e firmerà l'accordo che lo legherà al Trapani dopo l'esperienza al Benevento. È tutto, appuntamento alle prossime edizioni, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.